C'è chi parte dal Veneto per andare ad ammirare la magica aurora boreale nei paesi del nord Europa, fra renne e paesaggi innevati. E poi c'è chi deve solamente affacciarsi alla finestra o andare in terrazza in maniche di camicia per rimanere ammaliato da questo rarissimo fenomeno. Rarissimo alle nostre latitudini, ma l'aurora boreale ha dato spettacolo nel tardo pomeriggio di domenica, attirando l'attenzione di migliaia di veneti. Un affaccio particolarmente interessante l'hanno avuto quelli che si trovavano sul massiccio del Grappa al tramonto e che hanno potuto godere di questa straordinaria opportunità. Il web è stato subito invaso dalle foto dell'aurora vista dal Grappa e dal Trevigiano, ma molti l'hanno osservata anche dall'altopiano dei 7 comuni e c'è chi è riuscito a fotografarla addirittura dalla pianura. Chi era dotato di apparecchiature fotografiche importanti ha portato a casa immagini spettacolari, ma anche chi si è arrangiato con lo smartphone ha immortalato una situazione decisamente anomala per il Veneto. Molti di questi scatti sono finiti sulla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che fa da collettore per i fenomeni atmosferici e non solo, che interessano il territorio, e si è innescata una vera corsa verso il massiccio per le ultime fotografie di rito, anche perché per un bel po', per vedere di nuovo l'aurora, bisognerà prendere l'aereo.